Continuiamo a parlare di sicurezza con Raffaele Padrone, sindacalista della FSP Polizia di Stato, oggi nei nostri studi. Siamo con Raffaele Padrone, dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato. Oggi a Pordenone si è presentato il nuovo questore. Quali le prime impressioni? Ma io ho incontrato il questore la settimana scorsa, prima del suo arrivo in questura, e ho avuto modo di scambiare 4 parole in ordine a problematiche dell'ufficio. Lo incontreremo ufficialmente giovedì. Ci è passata subito una persona con un curriculum che l'accompagna non indifferente, e quindi arriva una persona che ha alle spalle 30 anni di polizia, forse più, però una persona che ha sempre lavorato nel nostro territorio, che quindi conosce le problematiche. È chiaro che le nostre richieste saranno basate su una richiesta di personale di età non superiore ai 40 e 50 anni, che ci viene proposta ogni volta dal Dipartimento, con trasferimenti di personale che ha alle spalle già 25, 26, 27 anni di servizio, e quindi personale con sì tanta esperienza, però anche con tanti anni. Io rammento sempre che il delinquente ha un turnover così veloce che non riusciamo a stare dietro, e quindi credo che la cosa importante, la questura è stata lasciata in ottime mani dal questore Marco Dorisio, che ha preso servizio proprio oggi nella questura di Monza Brianza. Una situazione che anche dai social si può vedere, si può leggere, insomma la gente è contenta di aver avuto questo questore. Chiaro, ognuno col proprio carattere, col proprio curriculum, quindi va valutata in questo momento l'esigenza di avere più persone. Anche perché già in questi 3 anni con il questore precedente c'erano stata tantissimi colleghi che avevano lasciato il servizio per ragioni del limite di età, ma quest'anno dobbiamo ricordare che sono oltre 20 le persone che possono lasciare il servizio, anzi che lo lasceranno, perché si vanno ad aggiungere poi altre persone che magari con un minimo di contributi, tanto per essere chiari, perché chi ci ascolta e non parlare sempre in maniera tecnica, può andare in quiescenza. Quindi quello che chiederemo giovedì sarà, per quanto riguarda la FSP Polizia di Stato, sarà una richiesta per ottenere nuovo personale, personale che purtroppo esce col contagocce dalle nostre scuole. Ricordiamo che ci sono circa 1000-1200 agenti, forse anche tante volte meno di 1000, che si apprestano a entrare in polizia. Il problema è che ogni anno oltre 2500 sono i colleghi che vanno in pensione. Il questore quest'oggi ha detto che punterà a fare in modo che la polizia, appunto in mancanza di organico, però sia presente sul territorio. Sì, il questore trova una situazione di servizi già messi in atto dal questore precedente, quindi credo che abbia espresso la volontà, il desiderio, e soprattutto dia a disposizione di una continuità di servizi. Questo è sicuramente quello che voleva dire il signor questore. Ci sono dei servizi messi in atto, delle attività messe in atto, e quindi la continuità ci deve essere anche per garantire sicurezza ai cittadini, per avere la polizia sul territorio, ed è questo credo che vogliano tutti, non solo il questore, ma anche i cittadini, che sono i veri contribuenti per la sicurezza. E ora apriamo la pagina dedicata a Trieste, strangolato con il cordino di una felpa.